Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Spesso il diavolo si annida nei dettagli e spesso anche la sottomissione culturale, valoriale, si annida anch'essa nei dettagli, nelle pieghe della cronaca quotidiana. E proprio da una di queste pieghe vorrei partire stasera per illustrarvi l'ennesimo, ma non per questo non inquietante, anzi è inquietante il fatto che sia l'ennesimo, caso di sottomissione culturale. Arriva da Figline Valdarno, comune in provincia di Firenze, lezioni di nuoto riservate alle sole donne musulmane. Cioè la piscina chiusa per tutti gli altri, una volta alla settimana, sarà riservata esclusivamente alle donne musulmane che quindi potranno andare, diciamo anche in burkini. Ma al di là di questo aspetto, sostiene l'Unione Italiana Sport per Tutti che c'erano delle richieste in tal senso e quindi i responsabili della struttura si sono organizzati per rispettare le esigenze del caso. Le esigenze del caso sono il fatto appunto che ogni martedì mattina l'impianto sarà riservato esclusivamente alle donne islamiche che potranno appunto portare il burkini, che avranno a che fare solo con istruttrici donne ovviamente, perché non è prevista una presenza maschile in quanto sarebbe scandaloso e blasfemo a Corano vigente. A codice penale civile no, ma a Corano vigente sarebbe scandaloso e blasfemo che un istruttore maschio veda il corpo o anche, come dire, lembi secondari di esso di una donna. Ehm, e come recita il comunicato, ci saranno solo istruttrici e vasche blindate. Cioè, vasche blindate, non so se, come dire, come vi suona, come vi suona. Devo dire che la Lega Toscana sta facendo una campagna contro, una meritoria campagna contro, perché, scusate, focalizziamo un attimo, ci viene spacciato questo come esempio di integrazione. Allora può essere, ma la domanda è: noi cosa stiamo integrando? Perché attenzione, un conto è integrare le persone nel nostro modello di civiltà occidentale, che prevede tra le moltissime altre cose, oltre che la separazione tra peccato e reato, la pari dignità di ogni persona e quindi l'uguaglianza anche dei sessi. Quindi integrare le persone in Occidente va benissimo, non abbiamo niente in contrario neanche qui a Radio Libertà. Integrare le culture, le pratiche, i valori o i disvalori altrui e impiantarli in Occidente, per cui una volta alla settimana in quella piscina non sei più in Occidente perché stai istituzionalizzando la segregazione islamica. Ripeto, la segregazione islamica, la stessa che, per ricordare un'immagine che colpì particolarmente, si vide alla preghiera del Ramadan in un quartiere di Roma, quando le donne pregarono velate e recintate, cioè proprio separate con un recinto come un'altra specie animale rispetto all'uomo. Ebbene, adesso si istituzionalizza che una volta alla settimana ci sono solo donne islamiche che hanno a che fare solo con istruttrici donne in vasche blindate, probabilmente con il burkini, e quindi si sdogana a cascata una serie di aberrazioni, tra cui appunto proprio il differente peso ontologico che hanno l'uomo e la donna nella cultura islamica, nell'ideologia islamista che oggi, come dire, ahimè, rappresenta gran parte, non tutta, ma gran parte della cultura islamica. Per cui, come dire, quella piscina una volta al mese si trasforma in una sorta di piscina di Valdarnad, non so come dire, di veramente un pezzo di Eurabia, secondo la premonizione di Oriana Fallaci, una volta a settimana nei corsi di nuoto di un comune italiano. Questa è la sottomissione strisciante, quotidiana, proprio pericolosa perché non scenografica. È quello di cui parlava Michel Houellebecq, che anche oggi, intervistato dalla Stampa, ci dice una cosa molto importante. Ci dice: ma io non penso che ci sia un complotto islamico, c'è una spectra islamica che vuole appunto islamizzare l'Europa e de-occidentalizzarla. C'è la ritirata perenne, sistematica. Houellebecq teme irreversibile, io spero non abbia ragione, Houellebecq teme irreversibile dell'Occidente.
Cioè è una sorta di autosottomissione. La sottomissione contemporanea è sempre autosottomissione, è introiettare pratiche, valori, follie come questa della piscina islamica per scelta nostra, è abdicare alle nostre libertà, al nostro modo di vivere per scelta nostra. La cronaca ci spiega cos'è l'autosottomissione molto più di tanti trattati, e oggi ce l'ha spiegato a Firenze. Noi, finché, come dire, vigono scampoli di Occidente, ci prendiamo la libertà di dire che la segregazione islamica nelle nostre piscine proprio no, proprio no. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio